Mercoledì 3 luglio, San Tommaso Apostolo, è il 185esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 181 al termine. Il sole sorge alle 5:27 e tramonta alle 21:02. La luna si leva alle 2:48 e tramonta alle 19:12. A Orvieto gli inviati della Serenissima firmano con re Carlo d'Angiò un accordo per la riconquista di Costantinopoli. Viene precisato che i veneziani parteciperanno con 15 galee e 10 taride per il trasporto di truppe. Conosciuta anche come caracca, la tarida era un legno da commercio e da guerra di cui si ignorano le dimensioni e la stazza esatte. Comunque si sa che con una di queste vennero nel 1176 trasportate a Venezia le colonne della piazzetta conquistate a Costantinopoli. Le previsioni per domani. Lieve variabilità con spazi di sereno più prevalenti in pianura e a tratti un po' più di nubi in montagna. Non si esclude qualche locale precipitazione, specie sulle zone montane. In genere modesta, salvo occasionali rovesci o temporali. Temperature minime sulla costa senza notevoli variazioni, altrove in lieve diminuzione. Massime in aumento.